Deh, quando tu sarai tornato al mondo e riposato della lunga via, seguitò il terzo spirito al secondo, ricorditi di me, che son la pia. Siena mi fe, disfecemi Maremma, salsi colui che n'annellata pria, disposando m'avea con la sua gemma. Tanto tempo fa, in una terra che allora si chiamava Tuscania, vivevano due giovani sposi, il principe Nello e sua moglie, Pia de Tolomei. Ma un giorno Nello, per ragioni oscure, la rinchiuse in cima alla torre più alta del suo castello. E poi, quanto avvenne in seguito, non lo conosciamo. Ma tutti quel giorno videro la fanciulla precipitare dalla finestra. Si dice che Pia sia stata calunniata con l'accusa di adulterio e che per il dolore abbia deciso di gettarsi nel vuoto. Oppure è stato Nello a essersi innamorato di un'altra donna e abbia deciso di sbarazzarsi di lei. Come ha fatto una fanciulla come Pia a finire nel purgatorio? Forse ha davvero commesso un peccato. Forse ha davvero amato qualcun altro e per questo è stata rinchiusa e spinta a uccidersi, se non brutalmente uccisa. Morire per aver amato. Certo è che Pia è stata l'unica anima a mostrare premura nei confronti di Dante, poco prima di chiedergli soltanto di essere ricordata, poiché nessun altro l'avrebbe fatto. E quindi il gentil poeta ha deciso di esaudire il suo desiderio, affidando a noi la sua storia. E se vi va di ascoltare, io sono Gregorio e sono qui per raccontarvi la storia come è andata, come forse non è andata, o chi lo sa. Esiste un luogo nell'antica Toscania, nascosto in Maremma, lo devi cercare, laddove il sale e il mirto profumano l'aria, Castel della Pietra si erge sul mare. Tra quelle mura così solide e forti, la torre fa ombra celando il passato, ma la memoria è nera, i cuori son sordi, nessuno ricorda quel grido lontano. V'era un amore sbocciato in estate, di sopra l'azzurro e due corpi nel verde, le labbra ardenti, un bacio fugace, e questo bastò a legarli per sempre. E mentre nei cuori bruciava la fiamma, tenuti stretti da un intreccio di dita, lui si china e le porge la gemma, erano pronti a intrecciare la vita. E fu l'amore, la guerra e l'inverno, lui distante, il dovere era al fronte, l'attese lei al freddo, ma il tempo fu vano, la sua giovinezza decise la sorte, ma tornava fedele l'amore e fu
fu tra gli aghi e i rovi, sotto le stelle, che vide il suo corpo coperto di rose, che vide quei graffi sulla sua pelle. La prima a parlare fu la spada veloce, vestita di rosso in una specie di danza, poi la mano sul collo, un morso feroce, e per i capelli la gettò nella stanza. In cima alla torre, rinchiusa nel buio, gli occhi son spenti e coperti da un velo, e un giorno più chiaro, col vento sul viso, in un battito d'ali scappavi nel cielo.